Amici bellini, conferenza di Conte, secondo me una delle più belle, per chiarezza, per chiarezza proprio, per la capacità di spiegarci le cose, non ci ha lasciato alcun dubbio, quindi cominciamo. E anche un po' perché i puntini li avevamo uniti precedentemente e quindi ci troviamo con il quadro più chiaro. Benvenuto Giuseppe Tulino, non Tutino, perché Tutino, ditemi voi dove è andato a finire, mi sono perso perché giustamente tutte queste cessioni in prestito, roba che Conte ci spiega bene, insomma ci dà proprio i numeri di quelle che è stata quella che è ancora, se vogliamo, una rivoluzione in atto, una squadra in costruzione, ed è giusto che ce lo ricordi perché tutte quelle cose che poi ci possono portare ad avere quella pressione che ci porta a lasciare il like su questo video, come a tutti gli altri, e ringrazio tutti quelli che si sono iscritti. Un bacio. Allora non ci spostiamo nemmeno, andiamo direttamente alle parole di Conte. Si comincia con il volume molto basso. Io ho visto la conferenza, sotto i commenti sullo YouTube del Napoli tutti quanti: il volume, serviva l'impianto stereo, eccetera, eccetera. Si comincia con Lombardo che dice: benvenuti, grazie a questo interminabile ritiro, fatti così, sta più stanco Lombardo che non Noah Lang. A che punto siamo? Domanda aperta. Conte ci comincia a spiegare, dice la pre-season, che significa il lavoro per inserire i nuovi, e qua già ci dà il primo titolo, ne dà parecchi di potenziali titoli, vediamo quale avrò scelto, perché ci parla di cantiere aperto e ne dobbiamo accettare che la definizione di cantiere aperto sia una definizione reale. Sono arrivati 6 ragazzi nuovi e io qua mi segno quello che lui intende, perché poi ne sono arrivati di più, e tra quelli che poi sono andati via noi già possiamo farci un giretto, perché ovviamente lui non considera ancora Gutierrez, questi, perché altrimenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, Marianucci 7, Ferrante non lo considera, Rao che viene e va ovviamente non lo considera, quindi lui non considera ancora Gutierrez fatta, ma noi sappiamo che tra lunedì insomma probabilmente le visite mediche, ma dobbiamo anche considerarlo per più in là, perché pensiamo sempre che lui arriva praticamente infortunato, e quindi il discorso Spinazzola resta importante. Non è che puoi pensare di venderlo Spinazzola tra Mazzocchi e Spinazzola, ci dobbiamo arrivare. Insomma, 6 giocatori nuovi secondo Conte. Poi arriva una domanda tattica, dice su questi tutti i centrocampisti dentro, no? Si parte dal 4-3-3, però c'è anche questa soluzione con tutti i centrocampisti dentro, e quindi si cita ovviamente il solito equilibrio. E Conte dice: ma tutte le squadre hanno bisogno dell'equilibrio, non è che solo io cerco l'equilibrio. E sì, c'è anche questa soluzione, perché un allenatore deve essere pronto ad avere più soluzioni. Ovviamente bisogna oliare ancora i meccanismi sia offensivi che difensivi, però tengo presente tutto questo. E qua è semplice da immaginare, cioè tra un Anghissà che tu conosci bene, sai quello che ti può dare, un De Bruyne che se sta in forma ti alza la qualità della squadra, e un Lang che abbiamo visto un po' in difficoltà, secondo voi Conte dove va a cominciare? Cioè col Sassuolo, secondo voi come ci buttiamo in campo? E secondo me i puntini sono belli uniti. Un bilancio sul mercato, e qua Conte si allarga parecchio perché ha una risposta lunghissima. Dice: in un anno abbiamo preso 13 giocatori, venduti 7, e poi fa la conta, insomma, Osimhen, Kvara, Raspadori, Simeone, Caprile, Gaetano, Nathan. Poi cita anche quelli là che sono andati in prestito, come Lindstrom, come Karius, rinnovati i prestiti, più Ngonghe, Rafa Marin. Insomma, si sta continuando la ricostruzione. Insomma, ce lo deve spiegare un'ulteriore volta, se a qualcuno non fosse chiaro, che sì, è arrivato lo scudetto, ma non è arrivato uno scudetto alla fine di un ciclo dove tu hai lavorato per 2-3 anni, hai costruito tutto e chiudi con lo scudetto perché è frutto del lavoro e di quello che hai fatto. È arrivato mentre stavi facendo la rivoluzione, e questo ce lo dobbiamo ricordare, perché uno è chiaro che vuole partire coi favori del pronostico e lottare ancora per lo scudetto, ma ed è giusto il ma, non è una cosa sbagliata. Ora serve il secondo step, e io sarò contento se alla fine di quello che è il mio ciclo, proprio il progetto dei 3 anni di cui si è sempre parlato, se avrò dato la stabilità tecnica e calcistica, perché quella economica già c'è, alla squadra,
Quindi praticamente non che si faccia più alti e bassi, cioè il picco dello scudetto poi il 10° posto, cioè una continuità calcistica che ti permette di lottare con quelle 3 sempre tutti gli anni, cosa che poi più o meno avevamo prima, dopo lo scatafascio di 2 anni fa, ma prima ce l'avevamo già questa continuità calcistica. Poi a volte non competi per vincere, ma competi per la Champions League, ma questo è un altro paio di mani. Poi numericamente dobbiamo aggiungere per fare l'Europa, perché quelle che erano in Europa l'anno scorso vuol dire che numericamente erano più pronte, avevano più soluzioni anche dalla panchina. È qua proprio questo che stiamo facendo. Quando vi ho detto, vi ho fatto la conta degli acquisti e li ho visti tutti quanti partire dalla panchina, è proprio questo che il Napoli sta facendo. Poi aggiunge proprio una frase che non mi ricordo se 3 o 4 video fa vi ho detto, cioè che lui dice: non tutte le ciambelle riescono col buco, o bene, no? O meglio, devi poi indovinarli gli acquisti, nel senso che più ne fai e più c'è la possibilità che un acquisto non si trova con l'ambiente, non riesci ad impattare, c'è la possibilità che lo floppi, esistono queste cose e qui noi speriamo che siano il meno possibile o addirittura nessuno. Oltretutto lui dice, rispettando lo stile Napoli, molti di questi acquisti, ovvero, tra parentesi ho scritto, non si fallisce, come vi dicevo, cioè il Napoli non fa il passo più lungo della gamba, poi vince una sola, non è detto che quelle che arrivano dietro sia un fallimento assoluto, insomma un po' di manavantismo di contiana memoria, che è giusto anche perché non possiamo pensare ma vincere per festa, noi se arriviamo secondi fallimento totale, no, non mi sembra il caso. Abbiamo preso giocatori che non stravolgono l'11 iniziale oggi, e questa è una frase fondamentale. Beukema può diventare il nuovo Rachmani, Lucca deve crescere guardando Lukaku, Marianucci che a 21 anni potrà diventare il futuro del Napoli, ma adesso viene dall'Empoli, 21 anni, De Bruyne è una cosa, ma bisogna completare per necessità. Quindi lui si aspetta altre cose dal mercato, dopo andrà proprio nel dettaglio, ma dobbiamo dare tempo, dobbiamo avere pazienza, e lui cita proprio Lang perché si sente, si subdora quello che c'è in giro, insomma sui dubbi, bisogna dare tempo. Lang viene da metodi completamente diversi, ha qualità, per questo l'abbiamo preso, ma se lo volevi già pronto prendevi Kvara. Cioè, lui fa proprio l'esempio di Kvara, dice Kvara lo paghi 70 milioni, 75 milioni, c'è il giocatore già pronto per la Champions League. Invece se Lang lo paghi 25, è un giocatore che può crescere, ma non è paragonabile a Kvara ad oggi, perché quello ha fatto un percorso che lo ha portato a valere già 75 milioni. Quindi stiamo creando le fondamenta. Poi gli chiede cosa si aspetta ancora, ovviamente cercando di tirar fuori il centrocampista, oppure l'esterno vice Lang, o il primo Lang. E poi dicono anche ma su Savic per esempio, perché non credo che Savic sia venuto per imparare da Meret. E Conte dice con grande orgoglio, dice no guarda che Savic ovviamente noi l'abbiamo pagato 20 milioni, non è che l'abbiamo preso gratis, è un giocatore che si dividerà l'annata con Meret, non c'è problema. E poi si infila in un discorso un pochino pericoloso, perché fa il paragone con Donnarumma, dice vedi Donnarumma hanno preso un altro, e poi si deve subito aggiungere perché hanno preso un altro, ma probabilmente perché se lo vendono Donnarumma, e lui dice io non voglio vendere Meret, devo avere però qualcuno pronto, e se poi vedo che si crea una distanza, un dislivello importante durante la stagione, ne scelgo uno e andiamo avanti, ma proprio semplice, non c'è problema. Quindi ad oggi risolvervi il problema, penso io che si possa partire con Meret per una questione di equilibri anche di spogliatoio, perché Meret è molto rispettato, è uno di quelli che sta da più tempo, e poi starà a Savic farsi vedere e guadagnarsi il suo minutaggio. Poi su cosa si aspetta ancora, lui dice non è che sono io che mi aspetto ancora, anche il presidente si aspetta ancora di completare la squadra. Se fai i campini sai quello che ci manca, il famoso l'analisi tattica che noi facciamo con la lavagnetta. Le coppie è facile, l'abbiamo fatto per tutta l'estate. Raspadori e Simeone, la cessione, cosa perdiamo? Lui parte con i ringraziamenti, parte con Kvara, dice io ringrazio anche Kvara, poi Ngong, Rafa Marini, Raspadori, Simeone per quello che è stato il loro contributo per lo scudetto, e ci tiene a sottolineare, dice che chi se ne va poi alla fine anche perché lo ha chiesto. Questo è importante chiarirlo, cioè dopo il primo anno dove io ho chiesto delle garanzie perché una base mi serviva, adesso la porta del mio ufficio è aperta e
se qualcuno ha bisogno di andare a giocare di più o non vuole rimanere, nessuno viene trattenuto e si va avanti. Lang a che punto è? Lui ripete che non possiamo paragonarlo a Kvara, 70 milioni, 75 contro i 25, dovrà crescere, poi potrà diventare il nuovo Kvara e poi lo possiamo essere anche venduto, perché comunque ci sta a ribadire quello che è il modus operandi nel Napoli, che comunque deve sempre rispettare quello che è il player trading, che è una delle fonti più importanti di fatturato, e questo non ce lo possiamo dimenticare, che noi ci sentiamo il Liverpool che spende senza problemi, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, no, noi comunque dobbiamo dipendere da quello. Poi per quanto riguarda l'alternativa a Lang, Conte a carte scoperte ci parla di Ndoye, dice che quello era un obiettivo, però poi troppo costoso, e io ho anche appoggiato il fatto di aver mollato quella cosa perché non faceva parte dello stile Napoli, cioè di quelli che sono dei parametri che il Napoli deve rispettare, e Conte è anche orgoglioso di far quadrare il tutto, tutta la situazione, dare fastidio a quelle tre, ma anche con questo sistema che rispetta poi il non spendere, espandere senza, perché noi oltre i 40 milioni non mi sembrava nemmeno il caso. La divisione del minutaggio, Conte voi dovete seguire, dovete essere iscritti al canale, alla campanella, il canale Telegram e tutto cose, perché dice sì, io vedi, sono riuscito a dare 90 minuti un po' a tutti, quindi l'aggiunta di altre partitine da affiancare alle amichevoli più ufficiali. Oggi per esempio col Giuliano, domani c'è la partita con l'Olympiakos or Olympiakos, non so come volete chiamarlo, e magari ce ne andiamo live, mo vediamo. È chiaro che oggi, dice Conte chiaramente, vado sull'usato sicuro, mi fa stare più tranquillo, è normale, no? Abbiamo preso giocatori anche di prospettiva, vedi Lucca che è un giocatore che ha delle qualità ma è da crescere, qualcuno che è non pronto bisogna proteggerli, e lo scudetto è una cosa eccezionale se pensiamo a tutti i cambiamenti che abbiamo fatto in questi 2 anni. Il percorso, il famoso percorso, è appena iniziato. Io mi trovo con le sue parole, è proprio così che è andata. Gli chiedono anche di Vergara, lui ripete prodotto del vivaio, ha qualità, può reggere fisicamente. Questa è una frase che volevo sentire da lui, perché la paura mia è che Asa e Vergara siano un po' leggerini. Lui dice può reggere anche fisicamente, io voglio che rimanga, come per esempio è stato per Asa l'anno scorso, però Asa 0 poi minuti, è stato con gli altri, è cresciuto insieme a noi, adesso come abbiamo cominciato a vederlo un po' di minuti, però Vergara poi se rimane deve sapere che i minuti sono pochi. E invece su Ambrosino sembra più, insomma, bisogna capire qual è il meglio per lui, se rimanere un po' come il discorso di Vergara oppure andare a giocare, e quindi secondo me è importante ragionarci su questo, perché solo 2 punte di ruolo potrebbe essere un rischio. Secondo me il Napoli ci deve pensare, il discorso prestiti lo teniamo aperto, però rimanere solamente con 2 punti con Lukaku e Lucca mi sembra poco, così la butto là così. Poi il discorso dei gol, dell'aumentare i gol, Lukaku che comunque adesso rispetto all'anno scorso ha fatto anche la preparazione, lui dice sì, Lukaku è fondamentale anche per spesa e resa, cioè lo paghi 30 è comunque quello che ti ha reso, che ti ha aiutato a vincere lo scudetto. Lui rivendica, perché è chiaro che pendeva sulla sua testa, dice se Lukaku non va bene è colpa di Conte, e invece rivendica che è stato un buon acquisto. E poi ripete la questione della leadership, cioè Lukaku sta nel pieno della maturazione, adesso mi deve dare quella leadership insieme a Di Lorenzo, Anghissà, Lobot che è anche un po' più silenzioso, Rachmani, quindi sono loro che dovranno trainare i nuovi. Poi per fare più gol dobbiamo difendere tutti insieme, prendiamo meno gol, attaccare tutti insieme, faremo più gol. Poi gli chiedono di Buongiorno, fase di recupero, fase finale del recupero, e chi giocherà tra Beukema e Juan Jesus, e lui dice penso che ti ho già risposto, quindi io mi aspetto. Sembra quasi che sei poco. Allora al fischio iniziale la coppia Rachmani-Juan Jesus per cominciare, un po' anche per la questione della protezione, del proteggere i nuovi, del non rischiare di bruciarli, devono fare il percorso insieme agli altri, mentre Juan Jesus, piaccia o no, ve lo dovete accollare, il fatto che la sua esperienza, il fatto che abbia già lavorato con Conte e che alla fine ha fatto molto bene quando è stato chiamato in causa l'anno scorso, da lì si ricomincia e ti torna utile mantenerlo in squadra. Poi gli chiedono le strutture di Castel di Sangro, il pallone d'oro, cose che interessano di meno, insomma il quadro è bello chiaro, voglio.
è chiarissimo. Se ci spostiamo a livello anche di mercato, le cose, non voglio ripetere sempre le stesse cose, ma si è aggiunto anche Romano e Moretto insieme a tutti gli altri sulla questione che Elmas verrebbe a piedi, e questo però non ci avevamo bisogno di saperlo da loro. Questo l'avevamo detto come anticipatovi a gennaio del 1900, perché è così, si sa benissimo. Deve decidere il Napoli, deve decidere se lo vuole prendere come jolly assoluto o se lo vuoi prendere per metterlo insieme a Lang sulla fascia e prendi un altro centrocampista, perché si continua a parlare della possibilità di Fabian, però bisogna ragionare sempre su Juanlu che sposta tutto, perché tu per prendere Elmas devi comunque togliere un Mazzocchi. Se togli un Mazzocchi conviene che prendi Juanlu, perché avere solo poi Spinazzola che si deve dividere il posto con Di Lorenzo da quella parte, lasci scoperto per un periodo perché Gutierrez ancora non è pronto, quindi lasci solo Olivera, è un rischio che il Napoli deve calcolare. A me fanno piacere quelli che dicono no, il Napoli vuole prendere sia Elmas sia un centrocampista, oppure sia Elmas sia un altro esterno, mi fa piacere tantissimo, però le liste quelle sono, e non è che puoi aggiungere giocatori senza farne uscire un altro da qua. Non penso che possa uscire Lukaku, Lucca, Neres, Lang, McTominay, De Bruyne, chissà, Gilmour, Lobotka, non possono uscire nessuno di questi qua. Spinazzola non ti puoi permettere di farlo uscire in questo momento perché Gutierrez arriva infortunato. Olivera lo lasci da solo, Juan Jesus, Rachmani, Gutierrez, cioè non può uscire nessuno. Questo è l'unico, Mazzocchi è l'unico che si può muovere per far entrare un altro. Altrimenti devi giocarti una carta di un under che non ti occupa liste e che però non rientra nella questione Champions, quindi in Champions qualcuno verrà tagliato e bisognerà fare di necessità virtù. Questo è quanto. Io credo che Conte sia stato bello chiaro, che abbia chiaro tutto il quadro, che ci mantiene con i piedi per terra, ed è giusto che sia così, perché non possiamo affrontare una stagione che poi se arriva a un pareggio no perché calma, bisogna pompierare il giusto, con la consapevolezza comunque che abbiamo fatto un grande passo in avanti per la panchina e che c'è molto potenziale da far crescere, perché a me Lang piace, a me Beukem piace e gli altri giocatori che sono arrivati ci stanno tutti, però non pensiamo che siano pronti, insomma, così voi ve li pigliate al fantacalcio. È una domanda stupida, ma fa capire, dice che titolarità ti garantiscono. Ecco perché vi ringrazio, il video di ieri un po' diverso ma sempre alla fine napolicentrico, perché noi sappiamo le cose nostre, gli altri influencer così e così. Da New York, Valerio Fruto è tutto, vi abbraccio e vi bacio, grazie per i nomi che mi avete fatto, a molti di quelli che avete citato nei commenti sono youtuber che già seguo, quindi ovviamente una collaborazione è più che prevista, e a domani, perché domani si va in campo. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.